Yes, in the middle. Ok, grazie ancora per essere venuti a questa seconda conferenza stampa, questo è il di Sangro, con Minjay. E cominciamo subito. Correct. Kim. Vai Guido. Minjay Kim. Con Sky. Minjay, benvenuto. Due cosette. Perché hai scelto Napoli, voluto il Napoli? E se ci aiuti un po' a conoscerti, che giocatore sei, che giocatore arriva a Napoli? 뭐 일단 구단과 이제 감독님의 이제 적극적인 그런 걸 좀 느꼈고, 뭐 나폴리라는 팀이 이제 오라고 이제 스카우팅이 왔을 때 그냥 나폴리 그 자체인데. Sono molto contento dell'intraprendenza della squadra del Napoli per l'interesse che ha mostrato nei miei confronti, e quindi poi il Napoli è il Napoli, quindi è chiaro che sono subito stato interessato a questa proposta. Che tipo di giocatore? 저는 뭐 수비적인 부분에서 좀 적극적인 선수이고, Sono un calciatore molto intraprendente dal punto di vista della difesa, ovviamente, 운동장에서 최선을 다하는 선수. e faccio sempre del mio meglio sul campo. Grazie. Radio Kiss Kiss. Salve, la prima domanda è questa. Aspetta un attimo, scusa, se possiamo alzare un po' l'audio perché dice che si sente male in sala. Grazie. Vai, sì. Carlo. Nei suoi sogni da bambino, il suo difensore ideale, chi era il suo difensore proprio preso come modello? 해외 선수들로 봤을 때는 이제 라모스 선수, Namus tra i giocatori stranieri direi Namus. Sergio Ramos. Ramos. Un difensore, insomma, niente male. La seconda domanda invece è questa. Lo abbiamo visto in un video che è diventato virale in ritiro, molto simpatico. Volevo chiedere, guardando quel video ho capito che il rischio, il timore di tardare i tempi dell'ambientamento è praticamente zero, perché se quello è Kim già stai dentro completamente al Napoli, o sbaglio? 엄청 그 비디오를 통해서 엄청 기분 어렸는데, 그러면 벌써 이제 받을 필요 없다는 거잖아요. 나폴리 어떻게 생각하시나요? 다시 그 비디오를 되게 재밌게 이제 스트라이가지고 신고씨 하셨는데 이미 큰 환영을 받았다는. 뭐 그렇게 신고식을 했을 때 뭐 팀 동료들이나 이제 구단 사람들한테 좀 좋은 인상을 남기고 싶어서 그렇게 했었고, 다행히 잘 한 것 같아서. Mi sono già adattato, ambientato in questo nuovo contesto, e devo dire che mi sono già adattato, ambientato in questo nuovo contesto, e ho fatto già del mio meglio, cioè ho cercato di fare del mio meglio per potermi ambientare in questa nuova squadra. Il Mattino. Sì, ha un tatuaggio particolare, dice Carpe Diem. Perché questo tatuaggio? 무신 쪽에서 carpe diem이라는 문자가 나오는데 뜻이 매 상황에 이제 부정적으로 생각하기보다는 좀 긍정적으로 생각하자는. mi ripropongo sempre di pensare positivamente di fronte a tutte le circostanze della vita, e quindi mi sono tatuato Carpe Diem proprio per pensare sempre positivamente di fronte a tutti gli scenari della mia vita. E la seconda che le voglio chiedere, ho parlato di Sergio Ramos, ma l'Italia è stata per anni la patria dei difensori. Lei è un difensore italiano che ha amato da giovane, lo ha avuto. Grazie. 혹시 이탈리아 선수 수비수 중에서 어렸을 때 좋아했던 선수가 있는지? 어렸을 때요. 뭐 당연히 이제 이탈리아 선수들 너무 많아가지고 이제 잘하는 선수들을 알고
있었는데 뭐 한 명 굳이 꼽자면 뭐 Sono talmente tanti i giocatori italiani che io ammiro che 너무 faccio fatica veramente a sceglierne uno. Però se dovessi proprio dirne uno, 칸나바로 선수. Cannavaro, direi Cannavaro. Allora ragazzi, la cortesia, una domanda a testa perché sennò non ci arriviamo all'ora di cena. Repubblica. Sì, eccomi, buongiorno, benvenuto. Una domanda, se ci racconti un po' la trattativa, perché sembrava che tu dovessi andare al Rennes, poi sei tu che hai scelto e hai voluto il Napoli, com'è andata la trattativa? 나폴리에서 오라 그러는데 뭐 다른 팀에서 오라 하는 게 큰 의미가 있나? 전 나폴리가 가장 뭐 빅클럽이고 좋은 구단이고 그래서 그냥 뭐 생각 없이 그냥 온 것 같다. La trattativa è stata molto facile perché io ero molto attratto dalla squadra del Napoli, quindi in realtà si è svolta molto facilmente perché ero molto intrigato da questa proposta che mi è stata fatta rispetto alle altre. Corriere dello Sport. Ciao Minge, welcome. Il Napoli ti ha comprato per sostituire Koulibaly, senza fare paragoni per carità, però è una bella sfida, no? Penso per te importante, intrigante. Quanta responsabilità senti, quanto orgoglio senti? Sei l'erede designato di un grandissimo. 뭐 다들 아시다시피 쿨리발리라는 선수는 세계적인 수비수 중에 한 명이고 그 선수를 대체자로 온다는 것 자체가 굉장히 힘든 것이고 어떤 선수가 쿨리발리 선수를 대체할 수 있냐 물어봤을 때 바로 대답할 수 있는 사람들은 여기 없을 거라고 생각하고요. 저는 이제 제가 가장 잘하는 거를 팀에서 이제 보여주고 싶고 이제 제가 가지고 있는 능력을 모두 보여주고 최선을 다할 생각입니다. Come è chiaro a tutti, Koulibaly è un giocatore internazionale insostituibile, quindi l'idea che io lo sostituisca io non lo sostituisco, in realtà è impossibile che nessuno credo possa sostituirlo. Quello che posso dire dal mio punto di vista è che io farò certamente del mio meglio per giocare in squadra, ma non so se riuscirò a sostituire un campione internazionale di questo tenore. La Gazzetta dello Sport. Eccoci, Minjai, buongiorno, benvenuto. È stata una rapida ascesa la tua, nel senso che sei arrivato in Europa solo l'anno scorso e adesso già sei in un club così importante come il Napoli. Non sono neanche tantissimi i tuoi anni di carriera. Che cosa rappresenta per te essere arrivato a Napoli? Se per te è un punto d'arrivo, può essere la consacrazione in qualche modo a livello internazionale o se magari è anche un punto poi di partenza per in un lontano futuro fare un salto ancora più importante rispetto alla Serie A che magari oggi non rappresenta il top dei campionati europei. 저는 이제 좀 빠르게 성장을 했고 유럽에서 좋은 모습을 보여주고 이제 나폴리라는 좋은 팀으로 오게 됐는데 이제 저는 여기서 몸줄 생각이 없고 한 단계 더 성장해서 팀에 좀 이제 경기를 먼저 뛰는 게 중요하겠지만 이제 한 단계 더 성장해서 팬들에게나 이제 이제 이탈리아에서 좀 이제 임팩트를 좀 많이 남기고 싶어요. Quello che mi interessa, sì, aveva ragione, sono cresciuto veramente rapidamente e sono veramente emozionato di essere qui in Europa. Più di pensare alle ipotesi future della mia crescita, io voglio veramente lasciare un fortissimo impatto qui sulla squadra napoletana in cui mi trovo in questo momento, quindi è al momento che voglio pensare. Ho avuto una crescita formidabile e sono molto contento di questo, le prospettive futuro però non riesco a pronosticarle. Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì. Benvenuto. Ti volevo chiedere quale motivo principale ti ha fatto scegliere il Napoli rispetto ad altri club come il Rennes che se ne sono interessati a te e se anche qualche altra squadra italiana ti ha provato a prenderti. 나폴리 선택한 특별한 이유가 있는지 다른 팀보다 그리고 다른 이탈리아 팀 중에서 다른 팀도 오프를 하셨는지. 다른 팀들은 뭐 오퍼 온 팀이 없고
뭐 나폴리를 선택한 이유를 자꾸 물어보시는데 그냥 나폴리는 나폴리 그래서 선택하게 됐습니다. Non ci sono altre squadre italiane che mi hanno fatto offerte e mi chiedete, mi avete già chiesto un'altra volta perché ho scelto il Napoli, sapete meglio di me quanto famoso e importante sia il Napoli perché l'ho scelta perché è proprio il Napoli. Cronache di Napoli. Sì, sei il terzo sudcoreano che arriva in Italia, quindi anche un'operazione mediatica per aprirsi al mondo asiatico e ti chiedo poi, chiaramente arrivano belle parole per te anche da Hamsik, quindi ecco, qual è la tua risposta in merito? 제가 세 번째 선수지만 이제 좀 더 한국에서 어린 선수들이 조금 더 어릴 때 이탈리아로 와서 좋은 경험을 했으면 좋겠고 일단은 제가 세 번째 선수지만 가장 팀에 잘 적응하는 게 중요하고 또 이제 뭐 여러 선수들이 저한테 좋은 말씀을 해주셨는데 뭐 저도 이제 세리에가 처음이고 이제 먼저 전에는 잘했지만 이제 이 리그 안에서 다시 잘하는 게 중요하다고 생각합니다. Sì, sono il terzo giocatore coreano che è venuto in Italia e tra l'altro credo di essere anche il più piccolo, ancora nell'età più giovane è venuto in Italia. E sono molto contento di ricevere pareri positivi da campioni e colleghi. Quello in cui voglio focalizzarmi in realtà è quello che farò adesso, tutto quello che farò in questo momento. Quindi come ho detto già prima voglio dare il meglio per questa mia nuova esperienza. Canale 8. Benvenuto. Quanto pensi possa essere importante per te allenarti tutti i giorni con un calciatore come Osimhen come avversario? Quanto pensi possa farti crescere anche da questo punto di vista? Grazie. 제가 팀에 팀에 온 지 얼마 되지 않았지만 이제 오시멘 선수랑 뭐 경합이나 이제 운동장에서 만났을 때 다른 뭐 최고의 선수잖아요. 이제 이탈리아에서 최고의 선수인데 이제 다른 팀들이랑 할 때 저에게는 가장 좋은 경험이 될 것 같고 이제 성장을 이제 훈련장 안에서도 성장을 할 수 있는 계기가 될 것 같아요. Io credo che questa esperienza sia di allenamento continuo in questo giocatori che io stimo, credo che sarà per me un grande sono molto positivo rispetto a questo tipo di incontro. Canale 21. Eccoci. Ci descrivi un po' le tue caratteristiche e soprattutto abbiamo visto che giochi anche a sinistra, ti adatti anche in quella posizione piuttosto che a destra. 본인의 특징에 대해서 얘기를 해주실 수 있어요. 그리고 왼쪽에서도 활동 뛰시는데 혹시 그 왼쪽에서 뛰는 것도 잘하시는지. 제가 어떤 선수인지 또 소개가 제 스타일은 뭐 여러 가지가 있는데 저는 뭐 커버 능력이나 이런 게 저는 개인적으로 좋다고 생각을 하고 Sì, credo che io in realtà personalmente ho vari stili di gioco, credo di essere molto forte in copertura intanto. 뭐 오른쪽에 설 때보다 왼쪽이 좀 더 어색하긴 하겠지만 전 팀이나 지금까지 제가 뛰었던 팀들에서도 제가 왼쪽에서 많이 플레이를 했었고 뭐 오른쪽보다는 못하겠지만 왼쪽도 잘 볼 수 있다고 생각합니다. Io mi trovo molto più a mio agio sull'ala destra, in realtà, sulla parte destra del campo, però mi è capitato anche per richiesta delle squadre con cui ho giocato fino a questo momento di dover correre sulla sinistra, quindi mi sento meno a mio agio, però è verosimile che io mi confronti anche con questo tipo di posizione. TV Luna. Mr. Kim, welcome to Naples. Volevo chiederle per che squadra lei faceva il tifo da bambino e se continua a farlo. 어렸을 때 어떤 그 축구팀의 팬이셨는지 그리고 아직도 그 축구팀을 응원하시는지.
뭐 특별하게 응원했던 팀은 없었던 것 같고요. 특별하게 응원했던 팀은 없었고 그냥 Che ricordi non c'è nessuna squadra specifica per cui ho tifato da piccolo. 저는 제가 왔던 팀에 거쳐갔던 팀들의 팬이었었고 지금은 이제 나폴리 팬이 됐고 이제 여기서 이제 제가 얼마나 잘할지는 모르겠지만 제 모든 것을 쏟을 생각입니다. Da grande sono diventato però fan di tutte le tifose di tutte le squadre per cui ho giocato e ora sono al Napoli, io tifo sfegatatamente per il Napoli in questo momento e spero di fare veramente del mio meglio per questa squadra. Teleclub Italia. Ciao Kim, benvenuto. Ci sono grandi aspettative su di te, tanto che i tuoi agenti hanno voluto inserire una clausola nel contratto che è stato stipulato col Napoli, anche se sarà fra un paio d'anni. Giocherai la Champions e quindi per te sarà una vetrina importantissima. Quanto per te giocare con grandi campioni della Champions League sarà fondamentale? 네, 기대 있는 만큼 계약도 되게 여러 조건 걸었는데요. 그리고 앞으로 그 리그 챔피언 리그에서 활동하실 건데 그 어떤 의미를 가지고 있는지. 저에게는 뭐 가장 큰 의미가 될 것 같고 일단은 시즌이 시작하지도 않았고 일단 먼저 경기장에 나서는 게 중요하다고 생각하고 만약에 이제 경기장에 나서게 되면 제 모든 것을 쏟아서 이제 팀에 좀 도움이 되고 싶습니다. Sì, so che ci sono moltissime aspettative nei miei confronti e questo chiaramente mi crea moltissima tensione se vogliamo. Non è ancora iniziata la Champions ma la stagione e io sono già pronto per le partite che mi aspettano e anch'io ho delle grandissime aspettative per questo torneo che mi si para di fronte. 100% Napoli. Ciao, benvenuto innanzitutto. Volevo chiederti se nelle tue corde c'è anche il lancio lungo, visto che quelli che saranno appunto il tridente offensivo composto da 3 giocatori velocisti quali Osimhen, Kvaratskhelia, Politano, Lozano poi. E quindi appunto visto che è stata anche una soluzione spesso utilizzata dal Napoli in passato, se c'è anche nelle tue caratteristiche. Grazie. 롱패스 같은 거 하실 수 있는 능력을 가지고 있는지. 나폴리에서 그런 거 전술적으로 많이 샀는데 그런. 뭐 저는 전에 뛰었던 팀에서도 그렇고 저는 이제 감독님이 원하는 플레이에 많이 맞추기 때문에 감독이 그런 걸 원한다고 하면 할 수 있다고 생각해요. Diciamo che più che essere una strategia mia, io mi adatto moltissimo a quello che mi propongono di fare gli allenatori, quindi se questo tipo di gioco è proposto dall'allenatore io sono ben contento di osservare le sue richieste così come mi è capitato in passato e credo sia verosimile che capiti. Telea e poi si prepara a Campania del Pallone. Ciao Kim, abbiamo parlato delle tue caratteristiche, ti chiedo però di autodefinirti in maniera specifica, ti chiedo un punto di forza e un punto debole, non soltanto a livello tecnico, magari anche a livello caratteriale. Grazie. 그 기술상 아니면 성격상 강한 점이 뭔지 그리고 약한 점이 뭔지. 기술적으로 아니면 성격상. 뭐 성격상으로는 단점은 저는 없다고 생각하고 뭐 멘탈적으로도 강하다는 iyagi도 많이 들었고 어디서든 멘탈이 무너지지 않는 게 가장 중요하다고 생각하기 때문에 Dal punto di vista caratteriale, per iniziare da quello, credo che di non avere grandi difetti, nel senso che è una salute mentale abbastanza poderosa, molto solida, per cui faccio di tutto per mantenerla in questo modo. Questo credo sia un ottimo punto di partenza per la mia professione. 비디오 보시지 않았냐고. E poi avete visto anche il video, se vogliamo parlare poi di carattere, se vogliamo. Campania del Pallone, si prepara Mondo Napoli. Buongiorno e benvenuto. Ciao, volevo chiederti dopo questi primi giorni di lavoro qual è il tuo impatto, le tue sensazioni che hai avuto lavorando con mister Spalletti e nello specifico con gli altri compagni del reparto difensivo. Grazie. 훈련 시작하신 지 며칠 되는 스팔레티 감독님이랑 같이 일해보니까 어때요? 그리고 다른 선수들과 같이 뛰어보니까 어때요? 소감 말씀.
일단 감독님이랑 처음 해봤는데 굉장히 이제 수비적인 부분에서 배울 게 많다고 생각을 하고 빨리 이제 적응을 하는 게 중요하다고 생각하고 또 선수들의 이제 퀄리티가 굉장히 좋다고 생각하고 이제 제가 맞춰야 될 게 좀 늦게 합류한 만큼 맞춰야 될 전술적으로 맞춰야 될 부분이 많다고 지금 느끼고 있어요. Quello che la mia prima impressione è che io debba molto imparare sul punto di vista anche della difesa e devo anche riuscire ad abituarmi anche agli stili dei miei compagni in questi giorni che mi aspettano. Quindi c'è molto lavoro da fare, però insomma, spero di adattarmi quanto prima anche agli stili di questi fortissimi giocatori con cui io mi sto confrontando sul campo. Mondo Napoli si prepara a calciomercato.com. Ciao Kim, innanzitutto benvenuto al Napoli. Il tifo turco è uno dei più caldi, sicuramente sai come si vive in piazze così. Ti voglio chiedere se fossi già a conoscenza della passione per il calcio dei napoletani e che stimolo può offrirti questo tipo di pressione. Grazie. 터키 팬들이 가장 역전적인 걸로 유명한데 나폴리 팬들도 만만치가 않거든요. 이게 자극이 되는지 아니면 압박감이 되는지. 뭐 터키에서도 그런 경험을 했지만 이제 나폴리 팬들도 어느 정도로 열정적인지는 알고 왔는데 사실 뭐 여러 매체에서도 쿨리발리 선수의 대체자로 왔다고도 하고 이제 솔직히 압박이 안 된다고 하면 좀 거짓말인 것 같아요. Sapevo quanto passionale fosse il tifo turco e so anche, me ne sto rendendo conto, di quanto passionale sia il tifo napoletano. Peraltro questo peso che ho sulle spalle di sostituire Koulibaly aumenta la mia pressione, quindi diciamo che più uno stimolo per me in questo momento potrebbe rappresentare una pressione. Kim, sei arrivato in un Napoli che ha perso dei punti di riferimento importanti nello spogliatoio come Koulibaly, Mertens, Ospina. Ti volevo chiedere come hai trovato lo spogliatoio sotto il punto di vista del morale e delle motivazioni. Grazie. 대선수들이 나폴리 팀을 많이 떠났는데 와 보니까 사람들께 여러 팀의 모랄이 그러니까 기분이 어떤지 기분이 많이 다운됐는지 많이 선수들이 나타나는. 제가 왔을 때는 뭐 팀적으로 전혀 그런 다운돼 있는 모습은 전혀 보이지 않았습니다. Devo dire che il morale mi sembra molto buono malgrado queste perdite, per così dire. Quindi ho trovato in gran forma la squadra. Grazie a tutti, abbiamo finito, grazie. Grazie e buona giornata. Complimenti. Grazie. Forza Napoli sempre.